Corea del Nord, morì lo dittatore Kim Jong-il. Gheddafi, la sua morte potesse essere un crimine contro l'umanità. Governo Monti, continuano gli scioperi contro la manovra. Natale, la Sicilia si veste a festa. Benedica a tutti. Nelle prime ore dello giorno 16 di dicembre, mentre viaggiava in treno, morì per un attacco cardiaco all'età di 70 anni il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-il, che comandava nel 1994. Aveva succeduto lo padre Kim Il-sung e si aveva fatto paladino della politica di nuclearizzazione dell'Oriente, come argine allo strapotere statunitense, e l'aveva realizzata ante la sua patria. Durante il suo governo non permetteva nulla religione, tranne l'adorazione di lu patria e di lu paese. I funerali si tennero il giorno 28 di dicembre, presso la capitale Pyongyang. Lo successore designato è lo figlio Kim Jong-un. Il giorno 16 di dicembre, a New York, lo procuratore della Corte Penale Internazionale, Luis Moreno Ocampo, dichiarò che la morte dell'ex capo libico Muammar Gheddafi potesse essere considerata come un crimine di guerra. Questa dichiarazione arriva dopo una lettera scritta di Aisha, una delle figlie di Gheddafi, dove si domandava alla Corte Penale Internazionale lo perché a suo padre e a suo frate Mutassim li catturarono vivi e dopo picca, nonostante chi non fossero più un ammenazzo pennoto, l'ammazzarono senza nudo processo civile. La fiducia del Parlamento al governo Monti non ferma le proteste. Pure questa settimana continuarono gli scioperi di medici, infermieri, insegnanti e degli impianti delle poste. La segretaria della CGIL, Susanna Camusso, dichiarò a Sky TG24 che la gente non riesce ad accettare una manovra che non parla di sviluppo, di occupazione o di tassare i patrimoni. Oramai le voci che si levano da tutte le piazze d'Italia sono chi di cui non capisce perché si interviene sempre con tagli ai servizi, aumento delle tasse e cancellazione dei diritti già accanzati. Dillo primo di Innaro, secondo l'articolo 11 del decreto Salva Italia, le banche hanno a comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate i movimenti delle conti correnti. Finisce così la privatezza dei nostri risparmi, perché lo Stato o Cucumanna può sapere in qualunque momento come, quando e in quale maniera ciascuno di noi riesce a spagare qualche euro per il suo futuro. Lo passato Venere, lo segretario del partito della Rifondazione Comunista, Paolo Ferrero, disse durante l'intervista allo programma La Voce del Mattino che la manovra finanziaria di Monti non serve a niente. Secondo Iddo, il problema è che la BCE non può dare soldi allo Stato, ma li impresta alle banche private, che possono speculare sopra le nostre titoli. Si va a dare a Rere la possibilità allo Stato di accattare direttamente, per mezzo della Banca d'Italia, i nostri titoli di debito e di permettere alla stessa di creare lo denaro necessario a compensare chi che gli speculatori usano per far accalare lo spread. Lo 16 passato, un corteo di studenti in Palermo manifestava contro le banche e lo governo. Durante la manifestazione, gli studenti abbruciarono le bandiere dell'UPD e dell'UPDL, in segno di protesta contro la retorica dell'unità nazionale. Lo passato martire, un vasto incendio prorompio dintra un'esterna di carburanti ad Aosta. Si sviluppò una spessa nuvola di fumo che si diffondiva verso Siracusa. Panico tra la popolazione che teme danni per la sua salute. Non è la prima volta che succede un incendio di questo tipo in questa zona avvelenata delle industrie e delle raffinerie. La settimana passata cominciarono in tutta la Sicilia le celebrazioni natalizie. I presepi viventi e le tradizionali novene cantate contribuiscono a creare la tipica atmosfera di un Natale siciliano. Su Pormundi io a Lonci, un paesetto di Caronie, un è forte la tradizione della novena. Vediamo sul servizio di Fonso Genchi. A Lonci, dello 16 di dicembre fino al 24, una poco di picciotti ogni notte, della mezzanotte alle 5 di mattina, cantano e suonano canzoni di Natale. Non fanno parte di nuda associazione e manco di gruppi parrocchiali. È la tradizione della novena che si ripete trasmettendosi di generazione in generazione. I picciotti vanno suonando in mezzo alle strade di Lonci, sotto le case dei cristiani, e capita che qualche famiglia, venuta la canzone, ci offre un buon bicchiere di vino, che le aiuta a non sentire freddo, o una tazzicetta di caffè per poter restare arrisbigliate per tutta la notte. Tra le canzoni cantate pure Susi Pastore, una delle più famose della tradizione siciliana di questo periodo natalizio.
Alle 5:30 di mattina, finita la novena, i picciotti partecipano alla Santa Messa. Benvenuti a tutti, palloni Serie A. La passata domenica Catania e Palermo giocarono allo stadio Massimino l'atteso derby siciliano. Vincerono i rosso-azzurri per 2-0. Dopo la prima rete catanesi di Lodi, lo Palermo spiriu e nello secondo tempo lo Catania chiudeva la partita con un rigore di Max Lopez. Lo presidente di Lu Palermo, Zamparini, l'Uniri mandò alla casa l'allenatore Mangia e pigliò a Bortolo Mutti, che ottenne un pareggio, lo Mercury a Novara. Mugnali Bisquati. Lo Barcellona trionfò nella finale di domenica a Yokohama per 4-0 contro i brasiliani di Los Santos. Leo Messi fu il protagonista e segnò la prima e l'ultima rete. La altri due che segnarono furono i catalani Xavi e Cesc. In sti giorni si possono visitare in Sicilia diversi presepi viventi e alcuni dei paesi unni si organizzano e in quali giorni si tenno. A Calata Gironi, in tali carruggi dello quartiere San Petro, lo 28 e lo 29 di dicembre. A Cascetammare, in tala frazione Balata di Baida, lo 25 e 26 di dicembre e di lo 5 all'8 di Innaro. A Custonaci, dintra la Grutta Manciapani, dello 25 al 27 di dicembre e lo 2, 3, 5, 6, 7 e 8 di Naro. A Ganci, dello 26 al 29 di dicembre. A Montalbano, lo 26 e lo 30 di dicembre e lo 6 di Naro. A Sutera, dello 25 al 28 di dicembre e dello 5 all'8 di Naro. A Termini, Cucciasuta, anta la Piazza Duomo, lo 26 di dicembre e lo 6 e l'8 di Naro. Questo è tutto per questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Buon Natale a tutti.